Sarà attivato un progetto di profilassi sanitaria e si studierà l'applicazione di una legge che prevede azioni per la selezione di linee resistenti e la diffusione di tecniche di coltivazioni per il contenimento dei virus. Queste le strategie che la Regione metterà in campo per difendere il fagiolo bellunese. Questo territorio ha una importanza strategica anche in termini turistici, quindi ovviamente anche le produzioni per l'autoconsumo sono importantissime perché ovviamente mantengono la biodiversità. Filari distrutti, raccolto decimato. Se non è una catastrofe questa, poco ci manca. Per noi agricoltori è stato un anno veramente duro e speriamo che il prossimo anno possiamo concordare un lavoro uniforme tra tutte le realtà e risolvere almeno in parte il problema, che durerà anni sicuramente. Noi abbiamo avuto danni del 95% su ecotipi antichi. Gestiamo un'azienda di 10 ettari, un ettaro abbondante era fagiolo e limon e la produzione è stata praticamente zero. Sotto accusa degli afidi che hanno proliferato causa il grande caldo. Non è solo bellunese il problema, situazioni analoghe si sono riscontrate in Friuli e Trentino. No, il fagiolo non è più fortunato nelle regioni autonome, ma questo certo non tranquillizza i produttori che hanno registrato la perdita del 90% del raccolto. Rischiamo di perdere molte varietà tipiche locali della nostra zona. Noi come gruppo Coltivare Condividendo ne abbiamo classificate 35 di fagioli in provincia di Belluno, quindi un patrimonio di biodiversità enorme. È fondamentale che chi seleziona semente lo faccia da piante sane, questo è uno dei principi che è importante, che ritorni a essere uno dei credi fondamentali dell'agricoltore. Le virosi hanno colpito tutte le aziende, non si ricorda un disastro simile da almeno 90 anni.